Anzi, non siamo ancora sulla soffitta. Questa era una stanza, purtroppo è successo un incendio qua, guarda. Guarda, è successo. La vasca al bagno. E adesso questa sì è la scala della soffitta. Sì, perché vedo il tetto. Andiamo. Ecco la soffitta! E qua io mi diverto ancora di più. Qua mi diverto ancora di più. Attento Patrick, attento che questo è la prima che dove veniva preso la luce per tutte quante le scale. Attenzione, attenzione. Ecco, questa è una latta da benzina. Che al giorno d'oggi. Che al giorno d'oggi abbiamo trovato un tesoro, con quello che costa la benzina abbiamo trovato un tesoro. Qui usciamo nel torrione, chiaramente noi non usciamo perché è pericoloso, perché purtroppo ha avuto. E qua c'era la campana che abbiamo trovato sopra. Questi qua sono in gesso. Questo qua probabilmente sono i signor Cappellari, anche se senza cappello. Sua moglie, come si chiama? Borsetta? Non mi ricordo cosa c'è. Sacchetto. Ah, sacchetto. Borsetta, sacchetto. È vecchio. E questo guardiamo? Vai. No, questo qua lo guardiamo in un altro momento. Guarda che simpatico. Questa è il giocattolo e quella invece è quella per il bambino. Queste qua sono delle parti delle macchine fotografiche. Parti della macchina fotografica. Vediamo. Cosa scopriamo? Niente. Una valigia. Una vecchia valigia con un po' di spazio. Fa impressione, eh? Fa impressione. Che era la bambola che andava dentro, si girava, presumo. Fa impressione? E qua ci sono tutti quanti i pezzi delle braccia, tutti snodati. Bellissimo. E lì in fondo c'è ancora una borsetta. Guarda, documenti, magari c'è un documento con qualche milione di euro dell'Ottocento. La cartolina è verde. 1437, 1947. Troppo piccolo, panorama. E guarda qua cosa c'è per terra, purtroppo è andato distrutto. Questo qua è un cappello d'alpino, con ancora tutte quante le sue stemmine su. E questo deve essere della, probabilmente, adesso è un po' fatica a capire, dovrebbe essere della prima guerra mondiale, fatto in pelo di coniglio, ormai poverino, distrutto. Peccato, perché sarebbe stato un bel cimelio. Pubblicità Longarone.
la vecchia bilancia, con i suoi pesi. Militare durante la seconda guerra. Dentro ci sono le cose della casa, vedete le dime per fare la carne. Guarda qua la bandiera italiana. Che poverina ormai. Ha visto giorni migliori. Ha visto giorni migliori. Adesso vediamo se è la bandiera dei Savoia o meno. Se è lo stemma dei Savoia in centro. Eccolo qua. Poverina. Alla sua data. Vieni qua. Prendi da qua. Guarda lo stemma Savoia com'è. Camicia rossa, rassegna mensile di pensiero e azione. Di che anno è? Troviamo l'anno. Luglio 1930. Ecco, 15 luglio 1930. Pensa. La vecchia tombola. Cartolina, ex fiume, vedi, punte sull'Eneo. E anche le cartoline hanno il loro fascino che ci riportano ai tempi andati. Di che anno è? 30 luglio del 44, guarda. E anche la soffitta abbiamo terminato, usciamo. Ecco qua ci sono le camere della servitù. Ah! Dio, spavento. No, era il cagnetto. Ciao, era il cagnetto. Vai. Ecco qua, guarda qua. E queste erano le camere dove una volta c'era la servitù. Il suo piccolo, non bagnetto perché era solamente per rinfrescarsi, e là di solito c'era il bidet. Anzi, guarda, è ancora là per terra, se riesci a inquadrarlo, è ancora là per terra. Ah, bellissimo, veramente. Un viaggio nel tempo spettacolare. Una casa di altri tempi, come il sapore di altri tempi, ed è bello averla visitata. Sono veramente felice. Bellissimo. Alessandro, che ti devo dire? Mi hai fatto felice come un bambino al Luna Park, uguale, perché è veramente bellissimo. Mi fa piacere. Proprio storie vissute, traspira ancora l'antichità, il vecchio, è anima. È questo che purtroppo al giorno d'oggi si sta perdendo, l'anima delle cose. Le cose vecchie hanno anima, hanno energia, e io ne ho percepita tantissimo. Bellissimo, guarda, complimenti, e mi hai fatto veramente felice. Grazie mille. Ciao. Questo viaggio. Grazie, ciao.
Eccoci qua, il nostro viaggio per il momento è finito, ci troveremo in un'altra puntata. Logicamente, avvertenza, in questi posti bisogna sempre avere il permesso del padrone di casa per entrare, per visitare, e soprattutto attenzione se visitate cose un po' malmesse dove si mettono i piedi, attenzione, non fatelo facilmente perché è un secondo farsi male. Mi raccomando a tutti quanti, ciao, buona avventura a tutti, ciao!